Cambio di guardia al comando provinciale di Agrigento della Guardia di Finanza, Rocco Lopane lascia e gli subentra Edoardo Moro. Finanziata all'assessorato all'energia su proposta dell'assessore Roberto Di Mauro un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e l'ampliamento della discarica in contrada Saraceno Salinella di Sciacca. Esprime soddisfazione per tale opera anche il parlamentare regionale onorevole Catanzaro del Partito Democratico. Interviene oggi anche il parlamentare della DC al dibattito sulla costituenda fondazione che gestirà l'evento. Fino ad ora dice pace, solo annunci e promesse. Aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Agrigento sui 41 morti durante la traversata verso Lampedusa, intanto circa 600 nuovi sbarchi nell'isola. Contesa a Camastra per lo spostamento di una fontana tra l'ex sindaco Cascià e l'attuale Gaglio. Partitella amichevole contro il Mazzara dell'Akragas che termina con una rete a 0 per la squadra ospite. Sabato un altro incontro con il Gela allo Stadio Seneto alle ore 16. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie, cambio di guardia oggi alla Guardia di Finanza di Agrigento, Rocco Lopane lascia il comando, gli subentra Edoardo Moro, presente all'evento anche Cosimo Di Gesù, comandante della divisione della Regione Sicilia, ascoltiamo entrambi. Cambio di guardia alla Guardia di Finanza di Agrigento, Rocco Lopane lascia il comando provinciale, gli subentra Edoardo Moro, presente al passaggio di testimone anche Cosimo Di Gesù, comandante regionale della Divisione Sicilia. Intanto saluto la città con dispiacere. È una terra bellissima, una terra ricca di cultura, di brava gente, di gente per bene. Non so dirvi qual è l'operazione a cui sono più legato. Abbiamo spaziato dal contrasto al lavoro nero, all'immigrazione clandestina, alle infiltrazioni della mafia nelle attività economiche, ai sequestri dei patrimoni, al controllo dei fondi del PNRR. In questo momento siamo particolarmente attenti alla verifica dei crediti d'imposta, forma di finanziamento innovativa che viene finanziata in larga parte con i proventi che ci arrivano dalla comunità europea, dall'Unione Europea. Lo facciamo per il bene di questa terra. Ci sono operatori onesti, come dicevo, a cui noi siamo legati, a cui dobbiamo la nostra opera. Abbiamo cercato di farlo nel miglior dei modi possibili in un momento assai difficile, il momento della ripresa delle attività economiche dopo il Covid. Da un lato c'era la necessità di garantire la ripresa, di lasciare spazio alla libera iniziativa imprenditoriale, di non intralciare anche con le nostre attività di controllo operatori che avevano subito gli effetti negativi della pandemia, dall'altro c'era il dovere di evitare che le risorse che lo Stato aveva messo in campo finissero nelle mani sbagliate, accentuando il danno all'economia anziché attenuarlo. Non so dire se ci siamo riusciti, se siamo stati bravi, posso dirvi che tutto ciò che potevamo fare l'abbiamo fatto con serietà, con onestà morale ma soprattutto intellettuale. Ho detto nel mio discorso di saluto ai colleghi, era un momento storico in cui non potevamo sbagliare obiettivo, non lo possiamo fare mai, ma in questo momento era ancora più delicato. Colpire con un nostro controllo la persona sbagliata, la persona onesta tra 100 disoneste sarebbe stato un fallimento per noi, per l'amministrazione, per la società. Credo che non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto sempre interventi mirati, in sinergia con le forze di polizia, in accordo con le procure della Repubblica, le agenzie fiscali, soprattutto traguardando un obiettivo concreto di recupero effettivo, di sequestro che portassero bene allo Stato a tutela del nocumento economico che aveva subito. Accanto a questa esperienza professionale lascio una bellissima terra, una terra che potrò finalmente visitare da turista, passeggiare per l'estate lontano dal ruolo istituzionale che spesso ci porta ad avere, diciamo così, atteggiamenti più accorti, come è giusto che sia.
Un grazie a tutto, un bocca al lupo a questa terra bellissima per la prossima esperienza della città della cultura, e un grazie a voi tutti per l'attenzione, la simpatia e l'affetto che avete dimostrato nei miei confronti. Comandante, con quale spirito viene ad Agrigento nominata Capitale della Cultura 2025? È una provincia difficile anche per il settore dell'immigrazione, che è Lampedusa. Sicuramente una sfida importantissima, però arrivo con la serenità, innanzitutto di raccogliere un testimone importante di un lavoro proficuo che ha fatto il mio predecessore, il colonnello Rocco Lopane, a cui sono legato da un rapporto di affetto e di stima che va lontano negli anni. Poi sono certo che abbiamo risorse preziose e dedicate e che sanno fare il proprio mestiere, quindi continueremo in questo sforzo, porterò la mia professionalità da comandante che ha percorso varie esperienze professionali un po' su tutto il territorio nazionale, quindi da questo punto di vista mi sento di poter dare un contributo, ma sempre per perseguire obiettivi di giustizia sociale e fiscale. Quindi l'immigrazione clandestina resta un grande fenomeno emergenziale che ovviamente attrae risorse importanti, perché ovviamente è necessario perseguire chi sfrutta questo fenomeno, ma altrettanto necessario salvaguardare le vite umane, e quindi con i nostri dispositivi a Lampedusa, ma anche qui sul nostro territorio ci siamo assieme a tutte le altre consorelle forze di polizia. Ma poi rimane il presidio che la Guardia di Finanza per obiettivo strategico deve raggiungere, cioè quello della legalità economico-finanziaria, e quindi su questo il testimone è importante, pesante, siamo pronti per questa staffetta. E quindi vi dico, arrivo con grande serenità, e poi in queste 48 ore di presenza sulla città di Agrigento quello che ho colto è l'accoglienza dei cittadini, oltre che delle istituzioni che mi hanno fatto sentire già a casa, no? Il signor prefetto e il signor questore mi hanno accolto come un fratello. Ma dico, già trascorrendo qualche serata sulle vie del centro, così animato, così accogliente, lanciano un ulteriore messaggio di rassicurazione, quindi da questo punto di vista ci siamo, continueremo il nostro impegno con serietà, rigore e attenzione alla cittadinanza. So che il tessuto è sano, e il nostro compito è impedire le infiltrazioni della criminalità e impedire che chi è fuori dalle regole continui a rappresentare una concorrenza sleale, quindi riporteremo con i nostri sforzi a unità di intenti questo tipo di sforzo appunto verso una legalità economico-finanziaria che significa giustizia sociale sostanzialmente. Quando è arrivata l'incarico a Agrigento c'è stata una raccomandazione di qualche suo collega? No, raccomandazione no, ma io scherzavo sempre sono figlio di un appuntato della Guardia di Finanza, e la mia prima esperienza l'ho fatta in Lombardia. Quando sono stato trasferito in Lombardia raccontai di andare a Caltagirone, ma era soltanto uno scherzo, perché nell'immaginario del giovane ufficiale la Sicilia rappresenta una terra di frontiera, perché lo è sia geograficamente, come mi insegnate voi che siete del posto, ma soprattutto anche sul piano dello sforzo operativo per assicurare quello che magari nel nord Italia la ricchezza ha fatto raggiungere prima. Qui le difficoltà economiche si fanno sentire, e quindi sicuramente c'è necessità da parte delle istituzioni di essere più presenti. E poi è arrivato effettivamente questo incarico in Sicilia, è arrivato dopo quasi 20 anni, e quindi devo dire quasi me lo aspettavo. Per me poi, io sono un amante del mondo, quindi mi potevano anche assegnare fuori dall'Italia, nel senso accetto sempre tutte le sfide, sono orgoglioso di far parte della nostra bellissima Italia in tutte le sue sfaccettature, l'ho conosciuta e ho sfatato tanti miti negativi che invece si raccontano quando si è al nord, no? Di che cos'è il sud, al di là che sono un pugliese e quindi vengo da queste terre, però la sfida mi lusinga, e sicuramente insomma troverò il sostegno della cittadinanza onesta che sentirò alle mie spalle per promuovere questa azione di legalità che vi ho detto. Grazie. E la Giunta regionale siciliana, nell'ambito della riprogrammazione dei fondi POC, su proposta dell'assessore Roberto Di Mauro all'energia, ha deliberato in favore della SRR Agrigento Ovest lo stanziamento delle somme per il finanziamento di un impianto di trattamento meccanico biologico e dell'ampliamento della discarica in contrada Saraceno Salinella nel comune di Sciacca. La Giunta regionale, nella seduta dell'8 agosto, nell'ambito della riprogrammazione dei fondi POC 2014-2020, su proposta dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi pubblica utilità l'agrigentino onorevole Giovanni Di Mauro, ha deliberato in favore della SRR Agrigento Ovest lo stanziamento delle somme per il finanziamento di un
impianto TMB, trattamento meccanico biologico, e dell'ampliamento della discarica incontrata Saraceno-Salinella ricadente nel comune di Sciacca. L'impianto di TMB, con una potenzialità di trattamento di 300 tonnellate grammi, permetterà di trattare tutto il rifiuto urbano residuale prodotto nella provincia di Agrigento, mentre la nuova vasca di discarica, con una capacità di 500.000 metri cubi, consentirà a tutti i comuni della provincia un'autonomia nel conferimento per più di 10 anni, ponendo fine ai continui trasporti verso impianti di discarica situati in altre province. Il finanziamento rappresenta l'inizio di un percorso virtuoso che punta all'autosufficienza impiantistica nelle province della regione siciliana, rendendo sempre più efficiente il sistema di gestione dei rifiuti. Piena soddisfazione espressa da parte del presidente Schifani e dell'assessore Roberto Di Mauro, che evidenziano come la realizzazione degli impianti pubblici negli ambiti territoriali porterà non solo un ritorno in termini di gestione del servizio, ma anche e soprattutto un ritorno economico diretto in favore dei comuni e dei cittadini. La realizzazione degli impianti permetterà, secondo i dati forniti dalla SRR Agrigento Ovest, di ridurre i costi di trattamento e di smaltimento dagli attuali 200 euro a tonnellata a circa 115 euro a tonnellata, con un risparmio netto in favore dei comuni di 90 euro a tonnellata e una conseguente riduzione nella Tari, che ricordiamo è a totale carico dei cittadini. L'assessore Roberto Di Mauro in ultimo ribadisce che la realizzazione di impianti pubblici deve essere mirata al recupero e al riciclaggio di materie, così come previsto dalle direttive comunitarie, traguardando così quelle tecnologiche e impiantistiche che possano permettere una riduzione del rifiuto da abbancare in discarica, garantendo al contempo ogni forma di recupero di materia anche in termini energetici. E su tale opera finanziata interviene il deputato regionale del PD, Michele Catanzaro, che esprime soddisfazione per il potenziamento degli impianti della discarica nel comune di Sciacca, al servizio dei comuni del versante occidentale della provincia. Un iter, afferma Catanzaro, che finalmente, dopo 7 anni, va al suo compimento. L'onorevole Carmelo Pace della Democrazia Cristiana interviene relativamente al dibattito su Agrigento capitale della cultura e sulla costituenda fondazione. Dopo 4 mesi, afferma Pace, abbiamo ascoltato da parte degli organizzatori solo telegrafici annunci e generiche promesse. Il servizio. Su Agrigento capitale della cultura 2025 interviene il deputato regionale all'Arse, Carmelo Pace della Democrazia Cristiana, affermando come esprimo amarezza e preoccupazione per quanto si sta verificando ad Agrigento riguardo all'organizzazione di Capitale della Cultura 2025. È inammissibile che dopo più di 4 mesi dalla proclamazione non sia stato fatto ancora nulla di significativo e di utile per la costituzione degli organismi previsti nel dossier di candidatura che dovranno gestire l'oneroso impegno del 2025. Corriamo sul serio che questa opportunità di crescita si trasformi in un colossale insuccesso. Fino ad ora, continua Pace, abbiamo ascoltato gran parte delle autorità competenti solo telegrafici annunci e generiche promesse. Inoltre si rimane perplessi leggendo il testo dello statuto della fondazione che dovrà gestire Agrigento 2025, recentemente approvato dalla Giunta Comunale di Agrigento. Occorre maggiore chiarezza e trasparenza, che sono sinonimi di legalità. C'è da chiedersi, continua il deputato regionale della DC, perché è stato deciso di inserire come socio fondatore un'associazione privata di recente costituzione, ignorando enti pubblici di rilevanza nazionale che avrebbero pieno titolo per coprire questo importante ruolo, e perché non si tenga conto del fondamentale insostituibile ruolo che dovrebbe essere riconosciuto ai sindaci dei comuni della provincia, molti dei quali avevano già aderito con delibera di giunta alla candidatura di Agrigento. L'onorevole Pace continua affermando come spero che si voglia davvero traguardare a obiettivi ambiziosi, anziché soffermarsi ai soliti interessi di bottega di parte. Mi auguro che gli organismi istituzionali che saranno chiamati ad approvare il suddetto statuto possano apportare delle modifiche e creare così quelle condizioni per poter affrontare, anche se con notevole ritardo, una sfida di dimensioni europee. Dobbiamo tutti insieme, conclude Pace, lavorare in questa grande opportunità per rilanciare non solo il territorio di Agrigento, ma di tutta la Sicilia. La procura di Agrigento apre un'inchiesta sui 41 morti che qualche giorno fa hanno perso la vita durante una traversata
Solo in 4 si sono salvati, intanto continuano gli sbarchi nell'isola, oggi circa 600 i nuovi arrivi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta relativa al barchino che si è ribaltato nella giornata dell'altro ieri a Lampedusa e che ha visto perdere la vita a 41 persone e si sono salvate solamente in 4. Intanto sono 578 i migranti giunti a partire dalla mezzanotte nell'isola di Lampedusa, in seguito a una serie infinita di sbarchi. A soccorrere 13 dei 15 barchini arrivati sono state le motovedette della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, 2 gli approdi direttamente sulla terraferma, 4 tunisini sono giunti alle 2:40 al molo commerciale e sono stati bloccati dalla polizia. Altre 16 sono stati rintracciati invece intorno alle ore 6 del mattino in via Roma davanti alla caserma dei Carabinieri. Questi ultimi sostengono di essere stati trasportati sulla costa da un peschereccio libico che ha poi ripreso il largo. Nell'isola ci sono stati 14 sbarchi, 4 dei quali a Calapalme, Calacroce, Calagalera e Molo Madonnina, con un totale di 435 persone. Nell'arco di 36 ore sono quindi giunti 1013 migranti, la maggior parte dei quali sostiene di essere salpato da Kerkenna, Sfax, Gabes, Tebulba in Tunisia. Solo un paio di gruppi hanno parlato di Zuwara in Libia, quale porto di partenza, e sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola. Il 12 agosto è la giornata mondiale della gioventù promossa dalle Nazioni Unite. È una celebrazione annuale che mira a mettere in evidenza il ruolo vitale dei giovani nella nostra società, il servizio. Il 12 agosto si celebra la giornata mondiale della gioventù, che mira a mettere in evidenza il ruolo vitale dei giovani nella società ed affrontare le sfide e le questioni che li riguardano. Questa giornata offre un'opportunità unica per riconoscere il potenziale dei giovani come agenti di cambiamento e per promuovere la loro partecipazione attiva nella società. La Giornata internazionale della gioventù è stata istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ONU. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che i giovani affrontano in tutto il mondo e di promuovere la loro partecipazione attiva nelle decisioni che li riguardano. La data scelta per questa celebrazione è appunto il 12 agosto di ogni anno. La storia della Giornata internazionale della gioventù ha origine nel lontano 1995, quando dei giovani provenienti da ogni parte del mondo si sono riuniti a Lisbona, in Portogallo, per il primo forum mondiale dei giovani. Durante questo evento storico i giovani hanno avuto così l'opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni, aspirazioni e le sfide che affrontavano nella loro comunità. Il lavoro di gioventù per i diritti umani continuerà soprattutto in vista anche dell'inizio del nuovo anno scolastico. Come scrisse l'umanitario Ron Hubbard, i diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico, ma vi proponiamo ora lo spot di questa giornata. Sapresti dire quali di questi bambini non è nato libero? Sapresti dire quali di questi bambini non è nato uguale? Sapresti dire quali di questi bambini non merita di essere trattato con dignità? Nemmeno noi. Diritto umano numero 1. Siamo nati tutti liberi e uguali. E l'associazione Generazioni Consapevoli, diretta da Giovanna Cavaleri, ha istituito un nuovo servizio di educazione digitale dal titolo La Bussola Digitale. L'associazione Generazioni Consapevoli lancia sui propri canali social una nuova rubrica di educazione digitale dal titolo La Bussola Digitale. A cura della dottoressa Lucia Musmeci.
I post a cadenza bimensile approfondiranno le opportunità che il digitale offre se vi si approccia in modo consapevole. Tale consapevolezza è fondamentale nel rapporto generazionale tra genitori e figli. La dottoressa Musmeci è una psicologa che da anni si occupa di educazione digitale, supportando tramite consulenze webinar e divulgazione sui canali social i genitori che vogliono sviluppare competenze e consapevolezze adeguate a educare i propri figli a un uso sano e positivo dei dispositivi digitali, a un comportamento consapevole e responsabile negli ambienti digitali. L'Associazione Generazioni Consapevoli, diretta da Giovanna Cavaleri, si è impegnata nel territorio per la sensibilità e la personalità nel supporto di scuole e famiglie, giovani e meno giovani, attraverso webinar, incontri, percorsi, partenariati e seminari. Questo ulteriore servizio aggiunge un tassello in più all'attività intensa dell'associazione. A Camastra, piccolo comune dell'Agrigentino, c'è una contesa per lo spostamento di una fontana tra l'ex sindaco Cascià e quello attuale Gaglio, il servizio. Nel piccolo paese agrigentino di Camastra, a pochi chilometri da Agrigento, nei pressi di Naro, l'amministrazione comunale litiga per lo spostamento di una fontana sita in piazza Garibaldi. La comunità di Camastra, guidata dall'attuale sindaco Dario Gaglio, intende trasferire in un altro luogo la struttura che era stata fatta installare dalla precedente giunta guidata da Angelo Cascià, ma l'ex sindaco Cascià non ci sta e ha dato mandato al suo avvocato di diffidare l'attuale amministrazione. Appena si smonta la fontana non può essere ricostruita, dice l'ex sindaco Cascià. Inoltre si perderebbe la bellezza della piazza apprezzata da molti camastresi e turisti. L'attuale sindaco Gaglio invece sostiene che l'intervento fa parte di un progetto di riqualificazione della piazza. L'ex sindaco Cascià chiama in causa la Corte dei Conti e denuncia il sindaco per danno in areale e sperpero di denaro pubblico. La delibera in questione contestata è la 38 del 27 luglio scorso. L'ex sindaco Cascià, attraverso l'avvocato Salvaggio, ha invitato Gaglio a revocarla, annullarla o a ritirarla in autotutela, in quanto l'atto è infondato e palesemente privo di qualsiasi motivazione e di pubblica utilità. Secondo l'ex sindaco, infatti, tale prassi verosimilmente sembra rispondere più a una banale contrapposizione faziosa che a un reale criterio di virtuosa gestione della cosa pubblica e dunque in palese violazione del principio di buona amministrazione. Quando la fontana venne fatta installare dall'amministrazione Cascià in piazza Garibaldi, il progetto ha avuto un costo di 9.000 euro. L'esecuzione della delibera, così come dice l'avvocato, determinerebbe un danno inaleale in capo all'amministrazione comunale, e questo perché l'eventuale rimozione o smontaggio delle fontane ne comporterebbe l'irreversibile danneggiamento e la conseguenza inutilizzabilità, atteso che la struttura è composta da diversi elementi interconnessi e legati l'uno all'altro. Inizia quindi il braccio di ferro. Il sindaco Gaglio si è riservato di replicare al suo predecessore con una nota dell'ufficio legale del comune e continua a difendere la scelta della sua giunta di voler proseguire con il progetto di riqualificazione della piazza Garibaldi, compreso lo spostamento della fontana. Come andrà a finire ve lo diremo successivamente. I legali di Matteo Messina Denaro riferiscono che le condizioni del boss di Cosa Nostra sono disperate, è stato trasferito in ospedale, le sue condizioni sono incompatibili con il carcere, il 41 bis. Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Salvatore dell'Aquila, è stato sottoposto a un intervento per un'improvvisa occlusione intestinale. Per il peggioramento delle sue condizioni, i legali chiedono la scarcerazione. A fornire le ultime notizie sulle condizioni di salute è il garante dei detenuti in Abruzzo. Matteo Messina Denaro afferma si è risvegliato dall'operazione che è andata molto bene, è vigile ed è attivo. Ora il boss mafioso si trova in rianimazione, in terapia intensiva, solo per prassi, dopo interventi del genere. La degenza in ospedale dipende dalla combinazione tra il consulto sanitario e gli approfondimenti del DAP, che deve valutare le azioni per garantire la sicurezza interna ed esterna.
Tutte le azioni vanno garantite i diritti costituzionali sia per il boss sia per le persone libere. A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, Matteo Messina Denaro nella giornata dell'8 agosto è stato trasferito dal carcere dell'Aquila, dove è detenuto al regime di 41 bis all'ospedale cittadino. Affetto da un tumore al colon, al 4º stadio, il boss di Cosa Nostra è stato sottoposto a un intervento per un'occlusione intestinale non strettamente legata al cancro, come spiegano in ospedale. Al momento non ci sono complicazioni. Dopo la fase post-operatoria dovrebbe rientrare in carcere per la convalescenza. Intanto i difensori Alessandro Cerella e Lorenza Cuttadauro hanno chiesto la scarcerazione e il ricovero immediato per il peggioramento delle condizioni di salute per gestire la malattia in ospedale. Secondo i legali, la condizione di Messina Denaro sono incompatibili con il regime del carcere duro e deve essere assistito 24 ore al giorno. Nel carcere di L'Aquila è stata altresì predisposta un'apposita stanza per permettergli di portare avanti la chemioterapia, ma per Cerella la soluzione non è ottimale. In carcere non può più stare, nonostante il nome che porta. Come a qualsiasi altro detenuto, devono essere garantiti i diritti costituzionali. Sulla richiesta di scarcerazione, Cifardi afferma: garantiamo il diritto alla salute con personale medico qualificato e tutte le agenzie dello Stato stanno operando nel rispetto del dettato costituzionale, me compreso. Nell'ambito del cartellone montevaghese c'è stato quello con l'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo, stasera l'esibizione della band delle vibrazioni. Nell'ambito del cartellone estivo montevaghese, tra i vari appuntamenti di spessore, quello che si è svolto ieri sera con l'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo, che ha riscontrato molto consenso tra la gente presente in piazza dell'antica chiesa madre del vecchio centro, tra i ruderi del terremoto. Il prossimo appuntamento sarà stasera con il gruppo delle vibrazioni. È una serata veramente bellissima. Questa cattedrale come momento di rinascita, come momento culturale, come momento da cui partire per vedere il bello che era la vecchia Montevago, e la cattedrale ne è l'esempio e ne è l'emblema. Questa sera particolarmente emozionante, questo recital dell'attore Gianfranco Iannuzzo. Sono contentissima perché abbiamo il pienone ed è un momento veramente molto molto emozionante. Devo dire che assieme a questo momento per l'estate ne abbiamo previsti altri. Ci sarà una commedia il sabato prossimo, ci sarà il 17 l'attore Veneroso che si esibirà per Cicerone e i siciliani contro Verre. Il 22 ci sarà invece Savatteri con la sua bravura e con le fiabe. E quindi quello che con orgoglio mi sento di dire: venite, l'ingresso è libero, vi aspettiamo per godere dello spettacolo che questi artisti famosi ci offriranno, ma soprattutto per godere di questo luogo, un luogo ritrovato, un luogo in cui la memoria fa da protagonista. Ecco, questo io posso dire e sono veramente felicissima che questa sera Montevago è centro di attrazione per il territorio, perché c'è gente che arriva un po' da tutte le parti. L'emozione è fortissima perché la prima cosa che mi è venuta in mente è: pensa che cosa possono provare i vecchi abitanti di allora a vedere e mi hanno subito detto che qua vengono le vecchine o i vecchi a piangere, perché è emozionante questo posto. E infatti è una scenografia naturale, meglio di questo. Siccome parlo di questo, parlo dei ruderi, parlo delle nostre ricchezze anche dal punto di vista archeologico o comunque artistico, non potevo trovare una scenografia migliore. Poi sono circondato dall'affetto straordinario del sindaco di questo meraviglioso posto che è Montevago, che è l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Poi so che vengono amici un po' dappertutto, un po' vicino, e quindi sono molto felice naturalmente. C'è anche San Calò, perché parliamo di una grande nostra meravigliosa identità che non prevede la discriminazione sulla base della pelle, della religione, delle razze. Noi veneriamo un santo nero. Lampedusa è in provincia di Agrigento ed è quindi un nostro punto d'orgoglio, ma non soltanto per noi agrigentini o siciliani in generale. Lampedusa è un punto d'orgoglio per tutti i cittadini del mondo, perché i lampedusani hanno insegnato a tutto il mondo, a ciascuno degli abitanti di questo pianeta, cosa sia l'accoglienza sulla base soltanto della fratellanza, dell'accoglienza, prima si accolgono e poi si risolvono i problemi. I lampedusani sono gente meravigliosa, straordinaria.
Castiglione di Sicilia ricorda l'80° anniversario dell'eccidio nazista. La Vergine Maria intercede per la liberazione dei prigionieri. L'intervento di Don Orazio Greco, arciprete parroco, ci ricorda di allontanarci da ogni forma di male e Papa Francesco intanto invia un messaggio alla comunità castiglionese. Dare un futuro alla memoria non è un compito facile, non può essere il compito di pochi singoli, ma deve essere il compito di una generazione che speriamo il più tardi possibile affronterà un giorno la memoria senza testimoni. Ci vuole un impegno di tutti, collettivo, costante, perché possiamo insieme condannare ogni forma di violenza che disumanizza l'uomo. Noi come Chiesa facciamo la nostra parte mettendo in risalto le figure ponte che hanno scongiurato altre vittime in quella amara circostanza del primo eccidio dei nazisti sul territorio italiano che appunto si è consumato qui a Castiglione di Sicilia. E le figure ponte di allora sono il parroco Giosuè Russo e Suor Maria Casini, che sono stati mediatori di pace e di giustizia, come ci insegna Papa Francesco. E linea alla regia per gli spot pubblicitari. Ordinati commissari ad acta da parte della Regione che sostituiranno le 147 amministrazioni comunali siciliane inadempienti per quanto riguarda l'obbligo del censimento dei terreni interessati agli incendi. Nominati commissari ad acta che sostituiranno le 147 amministrazioni comunali siciliane inadempienti per quanto riguarda l'obbligo di censimento dei terreni percorsi da incendi e di aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate. Il provvedimento, firmato dall'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina, arriva dopo numerosi solleciti nei confronti degli enti locali ed è stata assunta a seguito della richiesta da parte del comando del Corpo Forestale della Regione. I commissari fanno parte dell'ufficio ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali. Un atto dovuto, dice l'assessore Messina, ma che assume ancora maggior valore in una stagione che ha visto la nostra isola vittima di numerosi attacchi al patrimonio boschivo e all'ecosistema. I territori bruciati a opera di piromani incendiari continuano a mostrare la gravità della situazione e il rischio per ampie aree del nostro patrimonio naturale. Nessuno immagini di poter speculare sulle ferite della Sicilia. A livello nazionale il catasto dei soprassuoli percorsi al fuoco è stato introdotto alla legge 353 del 2000 con lo scopo di preservare da speculazioni i terreni colpiti da incendi, applicando specifici vincoli ambientali e urbanistici. Il censimento e l'aggiornamento del catasto sono compiti dei comuni e le regioni hanno potere sostitutivo nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato. In Sicilia la materia è regolata dalla legge regionale 13 del 2022 che prevede la nomina di commissari regionali in caso di inadempienza. E Messina dice no alla costruzione del nuovo ponte dello Stretto. Il prossimo 12 agosto una manifestazione contro. Non si abbassa la guardia, noi sappiamo bene che questa sarà una lotta molto dura e molto lunga e proprio per questo noi dopo la riuscitissima manifestazione del 17 di giugno a Torrefaro abbiamo organizzato questa manifestazione in agosto che tra l'altro è un periodo in cui tradizionalmente abbiamo sempre organizzato le manifestazioni no ponte. Intorno a questa peraltro poi abbiamo costruito una serie di eventi come il campeggio che si svolgerà dall'11 al 13 a Marmora e il concerto che ci sarà alla fine del corteo. E noi sappiamo benissimo che non basterà ovviamente neanche questo, bisognerà lavorare ancora. Insomma, questo timore c'è questa volta rispetto anche al passato? Sì, c'è, anche se chiedendo in giro, se chiedessimo a tutti i messinesi calabresi, la maggior parte direbbe vabbè tanto non lo fanno. Però il problema qual è? Che noi pensiamo che loro stiano preparando con cura una incompiuta. Cioè la logica è quella ed è il blocco sociale che hanno costruito intorno al ponte ha interesse in questo. La logica è fare partire i cantieri, perché da questo si ricavano una serie di dispositivi politici, vantaggi economici eccetera per alcune categorie e quindi quello è l'obiettivo. Il ponte ha avuto sempre questo grande merito di essere un elemento forte di unione tra le due sponde, unione contro questa
enorme speculazione, perché è un qualcosa che porterebbe e ha già prodotto tanti danni a entrambe le sponde. Penso solo a quanti investimenti sono stati dirottati verso altre strade per lasciare il posto a questo mostro che continua a incombere sulle nostre teste. La prospettiva alternativa esiste ed è stata portata avanti negli anni da tutte e tutti noi, è una prospettiva che riguarda innanzitutto la messa in sicurezza del territorio, la cura del territorio, e purtroppo gli eventi tragici anche di quest'ultime estate ci ricordano e ci raccontano quanto sia fondamentale. Per quanto riguarda la mobilità, la comunicazione e la centralità del nostro territorio rispetto al contesto italiano ed europeo, sicuramente ci sono investimenti infrastrutturali sulla rete viaria, sulla rete ferroviaria, sul traghettamento, che non necessitano di grandi opere, ma necessitano di tante piccole opere quotidiane di manutenzione e di investimento che potrebbero risolvere quello che ad oggi, secondo molti, è un problema. E sempre nel Messinese girava in bici con la droga dentro nascosta agli slip, arrestato il giovane. Nella mattinata di ieri, 9 agosto, nell'ambito dei servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo radiomobile di Messina hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne già noto alle forze dell'ordine per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di pattugliamento finalizzati al controllo del territorio, i carabinieri hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta elettrica, il quale alla vista della pattuglia ha invertito velocemente il senso di marcia come se volesse evitare un eventuale controllo. Subito bloccato e perquisito, il 34enne è stato trovato con indosso 6 grammi di marijuana abilmente occultata negli slip. Avendo il dubbio che all'interno della sua abitazione l'uomo potesse detenere ulteriore droga, i militari dell'Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare, all'esito della quale hanno trovato oltre 20 grammi di marijuana e 4 piante di cannabis coltivate in una piccola serra artigianale realizzata all'interno di un mobile, attrezzata con impianto di irrigazione e di ventilazione, nonché di lampada per il mantenimento del calore. Tutto il materiale è stato sequestrato unitamente alla droga e alle piante che sono state inviate ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio. Il 34enne è stato invece arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria, al termine delle formalità di rito, ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. E vediamo ora un servizio su Salvo Pipero, l'attore palermitano che ci propone un nuovo spettacolo. Quello che un tempo fu il tribunale della Santa Inquisizione, che di santo aveva ben poco. Leggende storiche riguardano il mare, un insieme di ricordi raccontati con l'antica tecnica del conto. E questo Surra, lo spettacolo dell'autore ed attore Salvo Pipero, che andrà in scena stasera alle 21:30 a Villa Bordonaro e che rientra all'interno del cartellone di eventi ad ingresso gratuito di Cefalù Estate 2023. Novellistica che racconta il mare siciliano è davvero ampia, dal P3 fino ad arrivare ai conti dei vicoli, dei pescatori, delle tonnare. Io ho raccolto tanto materiale. Questo materiale ovviamente poi ognuno di noi lo adatta al proprio modo di raccontare e si fa una drammaturgia. Nella drammaturgia che io ho scelto di portare nelle piazze in Sicilia, ovviamente c'è anche la satira politica, perché il mare non è solo un luogo poetico, ma è anche un luogo delittuoso, dove accadono delle cose che guardano molto al sociale. Per cui, ecco, racconterò queste favole del mare tra la loro anima nera, ma anche la parte più rosea, più poetica. Nel Surra, che dunque è la parte più sanguigna, più corposa del tonno, si racconta la metafora del siciliano come tonno stesso, perché il siciliano che per tantissimi anni ha ucciso il tonno in quella camera della morte che è la mattanza, diventa a sua volta tonno. Quindi anche la contraddizione di Sicilia vuole che noi stessi soccombiamo e ci arpioniamo. Questo racconto ovviamente è a metà tra la parte dolce e la parte delittuosa, perché noi siciliani siamo così, abbiamo questo binomio nella nostra anima. Finisce per 1-0 la partita amichevole dell'Akragas contro il Mazzara. Sabato prossimo altro incontro con la squadra del Gela. Il calcio d'estate è sempre ricco di sorprese.
Mercoledì pomeriggio alle Seneto si sono affrontate in un galoppo congiunto l'Akragas di Serie D e il Mazzara di Eccellenza. Quest'ultima è l'ex mazzarese. Una gara che è servita per fare un primo bilancio dopo quasi 3 settimane di preparazione e di carichi di lavoro. Sul campo la compagine mazzarese si è imposta con il risultato di 0-1. Questa ultima squadra, il Mazzara, ha giocato un calcio abbastanza tonico ed è apparso più avanti nella preparazione atletica, dal momento che ha dato parecchio filo da torcere ai giocatori biancazzurri, i quali si sono visti nella metacampo avversario con qualche tiro e qualche azione pericolosa solo nella seconda parte della gara, che ha coinciso anche con il momento in cui hanno preso gol in contropiede con Gustavo Maia. L'allenamento congiunto, il prossimo, con le città di Gela, è in programma per sabato 12 agosto, però a partire dalle ore 16. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Mister, al di là del risultato, che ci può stare, che Akragas hai visto oggi in amichevole contro il Mazzara? Personalmente a me è un Akragas che è piaciuta molto, perché abbiamo riproposto molte cose di quelle che abbiamo provato in settimana. Poi il risultato in queste amichevoli estive, io non mi lascio sorprendere, non mi lascio impressionare, assolutamente no. Ho visto delle cose molto belle, soprattutto la cosa che mi fa più felice è averle viste sia nel primo che nel secondo tempo. A che punto è la preparazione atletica? Per ora abbiamo carichi molto importanti, però dobbiamo proseguire. Ho visto la brillantezza naturalmente in alcuni soggetti che hanno caratteristiche diverse rispetto ad altri, e ovviamente gente invece che ha una costituzione diversa avrà bisogno di più tempo. Mercato aperto, arriverà qualcun altro a dar manforte all'Akragas? No, io credo per il momento va bene così, non so se faremo qualcosa, forse una cosa ancora, ma probabilmente invece restiamo quelli che siamo. Al di là della sconfitta in amichevole contro il Mazzara, che Akragas ha visto il DS Beppe Camarata? Ma come ti dicevo per l'amichevole precedente, queste sono gare importanti per mettere i minuti. La squadra si vede che è ancora pesante sulle gambe, però l'importante è vedere che la squadra tenta sempre di giocare, non si gioca a caso, si cerca sempre la giocata. Oggi abbiamo incontrato una buona mazzarese, una squadra costruita bene, però sono soddisfatto della prova della squadra. Sarete ancora sul mercato? L'Akragas farà mercato? Ma come ti ho detto 3 giorni fa, siamo sempre vigili sul mercato. Stiamo aspettando la fine di queste amichevoli, avremo anche un po' più tempo visto che hanno slittato le date di Coppa Italia e campionato, perciò penso che prima della Coppa Italia faremo altre 2 amichevoli, compresa quella di sabato con il Gela, e poi tireremo le somme. Direttore Strano, le sue considerazioni al termine della partita amichevole contro il Mazzara. Ha vinto la squadra giallo-blu? Sì, ha vinto la squadra giallo-blu, è stata una partita vera, è stata una partita con dettami importanti, abbiamo visto sciolinare il gioco da ambo le parti. Naturalmente, come diceva il buon mister Coppa, ci sono delle sfaccettature molto importanti, abbiamo fatto dei dettami di gioco importanti e abbiamo incontrato una squadra che dirà la sua nel campionato di eccellenza del Girone A. Cosa hai visto di buono e invece cosa non hai visto di meno buono in questa partita? Allora, tu sai benissimo che tecnicamente preferisco far parlare le mie mansioni. Io oggi ho visto una squadra che già lavora da gruppo, che già segue i dettami di mister Coppa, abbiamo visto delle punizioni di palle inattive molto importanti con degli schemi. Naturalmente l'assemblaggio di 22 giocatori non è facile, perché ricordiamoci che l'unico confermato, anzi sono 2 credo, sono Cipolla e Mannina, quindi c'è stato tutto una revolution e tutti dei giocatori che stanno apprendendo un'altra metodologia di gioco che non era quella dell'anno scorso. Quindi io posso dire che l'unica cosa che mi può dispiacere è, anche giocando così in un allenamento congiunto, è il risultato di 0-1, però diciamo che onore al Mazzara, che ha giocato una dignitosa partita, che è stato veramente un degno avversario. Anche oggi tanto pubblico sugli spalti,
a seguire la nuova Akragas. Sì, io ho esordito l'altra volta nel ringraziare sia la curva sud che il parterre della tribuna alle mie spalle, lo rifaccio e dico sempre forza Akragas. E vediamo ora un'ampia panoramica sportiva curata dal collega Carmelo Lentini. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza sempre della Sicilia 2023-24, parte il prossimo 10 settembre e ci sono 4 novità. La presenza del Città di Gela, che è nato dalla fusione di Nuovo Città di Gela e Società Calcistica Gela. Poi c'è il cambio di denominazione dell'Athletic Club Palermo, che è l'ex Resuttana San Lorenzo. Invece dell'Unione Sportiva Mazzara 46 è l'ex Mazzarese, cioè praticamente questo Mazzara è quello che ha affrontato l'Akragas mercoledì scorso. E in più c'è l'Imese Atletico Catania, che è l'ex Atletico 1994. Ma vediamo ora da quali squadre è composto il prossimo girone A. Accademia Trapani, Aspra, Athletic Club Palermo, Casteldaccia, Castellammare, Don Carlo Misilmeri, Folgore, Fulgatore, Geraci, Mazzara, Nissa, Oratorio San Giro e Giorgio, Pro Favara, e poi c'è l'Unione Sportiva Mazzara, l'Unitas Sciacca. E Enna e Gela, come si è potuto notare, sono state inserite entrambe nel girone B di eccellenza. Per quanto riguarda il campionato di promozione, il girone B presenta ben 4 squadre agrigentine, ma vediamo un po' di queste 14 squadre che fanno parte appunto di questo girone. C'è l'Alcamo, il Bagheria, il Casteltermini, il Città di San Vito Lo Capo, Cus Palermo, Empedoclina. Quindi poi c'è il Football Club Marsala, il Gemini, la Giardinellese, Iccarense, Camarat, Parmonval, Partinico Audace e San Giorgio Piana, che è la rappresentante della Piana degli Albanesi. Tutte queste sono state inserite nel girone A di promozione. E questo è tutto per il telegiornale di oggi di TVA. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.